Ecco, buongiorno a tutti, sono Roberto Putu della Soim Studio Immobiliare. Siamo oggi qua in questa fantastica vallata, in questa necropoli con annesso nuraghe, rovine del nuraghe, Domus de Janas, per presentarvi ciò che sicuramente nell'età nuragica sarebbe stato in vendita. E oggi noi lo presentiamo parzialmente da ristrutturare. Siamo nella Domus de Janas Fundelmonti, una necropoli preistorica risalente all'ultima fase dell'età della pietra. Vi faccio vedere un po' le planimetrie. Come potete vedere, il progetto originale depositato nel nuraghe del comune, da questa parte la planimetria. Ecco, ve la presento subito. Il prezzo assolutamente in maniera millenaria trattabile. Venite, allora, come potete vedere, questa è la casa, ok? Ciò che sicuramente in età nuragica volevate proprio aspettarvi. Questo è un grosso ingresso, ok? Guardate un attimo il tetto, immaginatevi la volta era come la volete voi, cioè voi la volete così, la facciamo così. Ok, poi si entra, ok? Qui c'è soggiorno, cucina, qui abbiamo chiaramente resti magari di animale, la dispensa, tutto quanto, e qui la camera da letto per le seratine, niente male, niente male. È in vendita a un paio di sesterzi, rubli, abbiamo oro, zinco, carbone, l'era del bronzo. Stiamo aspettando dei visitatori. Scusi, sì, buongiorno, sì, prego. è in vendita? Sì, salve, Piacere. prego, guardi, non so se le può piacere come... Lei è una persona nuragica, non vorrei essere un perditempo. No, io sarei interessato a un cittadino moderno. Ah, no, Vorrei no. adeguarla, posso Però- fare piano casa? Certo. Piano casa dove si Sì, guardi se le piace, guardi se le piace. Signori, questa potrebbe essere la casa per voi. Vi ricordo che questa casa è ante 67.000 anni fa. Ok? Da Roberto Putu vado dal cliente, sì. L'auto, Quindi- dove la parcheggia? L'auto... si va a bordo del cavallo. Grazie lo stesso. Stia attento, stia attento. Grazie lo stesso. Arrivederci, arrivederci. Saluti tanto. Da Roberto Putu sono in studio immobiliare di Cagliari. Per voi questa potrebbe essere la vostra opportunità. Ciao!